La crisi economica si fa già sentire e famiglie, categorie economiche ed enti pubblici bussano alle porte della regione chiedendo più risorse. La richiesta è avvenuta durante la presentazione della proposta di bilancio di previsione 2009 della Regione Veneto, sulla quale la Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Barbara Degani, ha voluto ascoltare il parere degli enti locali, delle imprese e delle parti sociali. Abbiamo raccomandato al Consiglio due cose: da un lato che approfondisca gli sintomi di questa crisi e la durata che essa può avere, dall'altro che provveda a una legge che sia sufficientemente flessibile per poterla rivedere alla luce dell'andamento della attuale congiuntura economica. Noi abbiamo bisogno in questo periodo di un aiuto pubblico alle nostre imprese, soprattutto quelle allevatoriali, per gli adeguamenti strutturali che sono obbligate a fare per rientrare nelle norme, ad esempio, della direttiva nitrati. Abbiamo rilevato che interventi per le famiglie con i fatti accaduti durante gli ultimi mesi non hanno preso in considerazione, ad esempio, una sospensione dell'addizionale IRPEF regionale temporaneamente per le famiglie che hanno un reddito non sufficiente per arrivare a fine mese. Preoccupazioni per la contrazione dei fondi regionali arrivano anche dal mondo del commercio e dell'artigianato, in affanno per la scarsa liquidità. Dalle università venete, con meno fondi per borse di studio, alloggi, mense e premi di laurea. Dalle province e dalle comunità montane, alle quali la Regione intende decurtare i trasferimenti. Dalle cooperative sociali e dalle case di riposo del Veneto, che avvertono che se la Regione non aumenterà il proprio contributo, dovranno tagliare il personale e aumentare le rette a carico degli assistiti. A tutti replica la Presidente Degani. La coperta è sempre quella, quindi se si aumenta da una parte bisogna anche capire dove si può diminuire. Questo è il nostro lavoro e questo sarà impegnata la Commissione nelle prossime settimane, prima di portare il bilancio in Consiglio regionale.